all'ordine. Via! Via, ecco qua. Comincia un po' male e finisce meglio. L'importante è che non ci siano... Beh, intanto una bellissima tradizione che riporta e tiene stretto e ancorati questi territori e chi vive in questi territori alle proprie radici, e quindi penso sia la cosa più bella. E poi devo dire che uno spettacolo, perché vedere in tutte le zone vicine ognuno con su Pignarul che lo accende vuol dire che sente non soltanto una tradizione ma l'appartenenza a una comunità, è quello che ci interessa molto anche come amministrazione regionale, perché anche per riuscire a costruire il futuro del Friuli Venezia Giulia io penso che dobbiamo sfruttare, e lo dico, utilizzo proprio la parola sfruttare, le ricchezze che ci hanno consegnato chi è venuto prima di noi, e la parte delle tradizioni, che oltretutto portano anche un richiamo turistico, sono un passaggio fondamentale. Allora, praticamente noi possiamo dividere in 3 mesi. Ogni 3 mesi c'è un piccolo cambiamento. I primi 3 mesi sarà un po' così e così. I secondi 3 va già meglio perché ha cominciato a girare, andare verso sud e si è portato a est. Quindi sarebbe, diciamo, oltre la metà dell'anno buono. Però ricordatevi che avremo caldo, avremo siccità ancora, e io mi auguro che non siano troppe le piogge dopo. Noi lavoriamo anche per mitigare, diciamo, i cattivi auspici dei primi 3 mesi e quindi partire bene dopo da aprile in poi.